Eccoci, ciao a tutti. Siamo a Casa Veneto, ci ritroviamo. Io c'ero anche venerdì scorso e mi sa che mi vedrete per i prossimi 3 giorni piuttosto spesso. Ecco, come già vi dicevo, mi sono organizzato con i ragazzi tecnici che mi hanno allestito proprio una branda qui. Poi insomma i servizi igienici sono stati predisposti. Ho un angolo cottura e quindi io vivrò all'interno di Casa Veneto per i prossimi giorni. Scherzi a parte, rinnovo il piacere di essere con voi e soprattutto di ricordare che siamo nel cuore della splendida Cortina, mai così tanto bianca e splendente come quest'anno, ahimè, in cui si stanno svolgendo appunto, come ben sapete, i mondiali in questo momento. E devo dire che ogni qualvolta entro in questo albergo di Cortina, un po' mi emoziono perché fu l'albergo prediletto di Ernest Hemingway. Dietro di sé porta tantissima storia di incontri importanti avvenuti in questi spazi nell'arco dell'esistenza di Cortina come la conosciamo, quindi da circa un secolo. E adesso Cortina è illuminata di questo grande evento che finalmente anche ieri ci ha regalato la prima medaglia d'oro e siamo tutti contenti. Però oggi parliamo di artigianato perché ritrovo degli amici che rappresentano questa associazione importante per chi lavora, che è la Confartigianato di Belluno. Allora io ringrazio Michele di essere con noi, benvenuto. Grazie a voi, buongiorno a tutti, grazie Daniele Marcassa dell'invito. Direttore di Confartigianato Belluno, accompagnato dalla presidente Claudia, che ringrazio e saluto. Grazie a te, buongiorno a tutti. Il mio ruolo prevede alcune domande. Allora, intanto inizierei a raccontare per certi versi, in maniera anche se volete molto sintetica, e magari parto col direttore, cosa rappresenta oggi Confartigianato in questa provincia molto vasta, ma delle volte anche piuttosto problematica, se vogliamo. Assolutamente sì, Confartigianato Imprese Belluno rappresenta più di 3.000 aziende associate sul territorio della provincia di Belluno, come bene hai detto, diversificate, perché naturalmente la provincia offre luoghi, distanze e territori anche diversi tra loro. Noi abbiamo tra i nostri associati la vera anima artigianale del territorio, quindi andiamo da chi lavora al ferro a chi lavora al legno, quindi le materie fondamentali di questo territorio, ma anche chi fa ancora attività produttiva e attività artigianale su un territorio comunque difficile anche per le distanze e per la morfologia del territorio, e quindi anche chi ha panifici, chi ha pasticcerie, chi fa benessere, quindi tutto il settore del benessere, chi fa trasporti, chi fa servizi. Quindi rappresentiamo veramente molti mestieri attraverso dei presidenti di mestiere, sono 56 per l'esattezza, quindi già pensate riunire 56 presidenti di mestiere, e una giunta esecutiva e una presidente che appunto è qui con noi, che è del settore legno ma che rappresenta tutta la Confartigianato. L'associazione nasce nel 1955, quindi è una grande storia. Abbiamo anche iscritti, e tu ne hai visti alcuni, poi storici, spiegheremo bene perché. Esatto, storici, e abbiamo iscritti giovani, e su cui puntiamo molto, di cui una anche la presidente perché è quarantenne, quindi è giovane. E quindi per noi i grandi eventi come questi sono una vetrina importante per i nostri artigiani, in cui noi vogliamo avere uno spazio, essere presenti, essere partecipi, mettiamo le nostre energie a favore degli eventi e dei turisti, dei cittadini che arrivano sul territorio e che possono godere anche dell'artigianalità del territorio. Molto bene, molto esaustivo Michele, complimenti per la tua risposta. Esatto. Presidente, insomma, un po' lo sport è entrato dentro anche le attività di Confartigianato, nel senso che comunque tu sei stata incaricata di seguire poi una parte che sfocerà con le Olimpiadi che si svolgeranno ancora una volta a Cortina e Milano, quindi stiamo preparando poi il campo sulle prove generali per quel grande evento internazionale in cui in qualche maniera c'è l'artigianato bellunese. In che modo? Sì, abbiamo fatto delle riflessioni per cui magari così a prima vista potrebbe sembrare che l'artigianato non c'entri con un grande evento.
In realtà ci siamo resi conto che l'artigianato permea tutto nella società e soprattutto c'è il bisogno di interventi a chilometro zero, presenza nel territorio continua, costante, e quindi anche la nostra volontà è quella di fare un percorso per cui venga trasmessa l'importanza degli artigiani per il territorio, per i grandi eventi, ma nello stesso tempo rendere consapevoli gli artigiani della loro importanza. Perché spesso comunque in un mondo che sta cambiando velocemente sembra che parlando di artigianato si parli di qualcosa di vecchio, di superato, di non moderno. E invece ecco, questo è sicuramente un modo per essere a fianco delle nostre imprese e far capire loro che devono essere sul pezzo, aggiornarsi, cogliere tutte le opportunità che ci sono, e sicuramente i grandi eventi sono una delle grandi opportunità che ci offre in questo momento il nostro territorio, perché va presa una coscienza diversa anche da parte proprio delle imprese che spesso fanno fatica magari a strutturarsi e a pensare al loro futuro con una spinta forte alla modernità, proprio perché non sono consci di quelle che sono le proprie reali possibilità. Ecco, quindi da parte nostra proprio anche uno stimolo e un grande invito proprio a credere nel futuro, e l'artigianato secondo noi sarà il futuro, ovviamente l'artigianato di un certo tipo sicuramente. Certo, sposato alla modernità ovviamente. Peraltro sì, proprio oggi mentre mi recavo dal Veneziano qui verso Cortina ascoltavo, come molti hanno avuto modo di sentire, il discorso dell'insediamento di Mario Draghi come nuovo primo ministro del nostro paese, e devo dire che su questa cosa ha puntualizzato moltissimo, dicendo che il cambiamento adesso inizia. Non lo ha detto come un'opzione, ma come una realtà che deve essere assolutamente dietro l'angolo, non si può più aspettare, lungimirando per i prossimi 30 anni. E parlava proprio del fatto che al di là che sia stato istituito un nuovo ministero della transizione, sia ecologica che digitale, ci fa ben capire che le aziende che magari per tanti anni hanno lavorato in un certo modo, a questo punto devono assolutamente entrare in un nuovo meccanismo, altrimenti saranno chiusi i cancelli per le produzioni future. E credo che l'associazione serva anche a questo, a questa transizione verso la modernità. Claudia. Sì, assolutamente sì, è indispensabile ormai, non è più una questione di scelta del singolo imprenditore, è ormai un obbligo, altrimenti si sta fuori, si esce proprio dal mercato, per cui sicuramente il tema ambientale non si può più prescindere dalla sostenibilità, quindi il chilometro zero, il valore al territorio, e quindi sicuramente l'artigianato ha molto da dire su questo, la digitalizzazione, il fatto che le proprie maestranze, le proprie competenze, la propria qualità deve uscire dal proprio metro quadrato, ma nello stesso tempo farsi forza con tutta quella che è la qualità del territorio. Quindi ecco, credo che da un lato l'artigianato sia proprio avvantaggiato, perché di fatto un artigiano è flessibile per le sue stesse caratteristiche, perché le aziende sono comunque piccoline, gli imprenditori artigiani sono comunque abituati a rimboccarsi le maniche, a cambiare giorno per giorno, e si ha una facilità proprio perché le aziende sono piccole, quindi facilmente modellabili. Le maestranze che abbiamo noi rispecchiano comunque le caratteristiche degli imprenditori e dell'azienda. Nello stesso tempo però ci vuole molta formazione, ci vuole, secondo me, bisogna fare un passetto avanti rispetto per esempio alla contaminazione, al fatto di uscire, al fatto di essere disponibili a formarsi, a pensare che tutto quello che si sa non è mai abbastanza, sia per se stessi come imprenditori che poi per i dipendenti, perché ecco, la crescita deve essere veramente fatta in squadra, e non in squadra semplicemente dentro la singola azienda, ma tra aziende all'interno dello stesso territorio. Quindi su questo sicuramente c'è un grande lavoro da fare, però io vedo che credo
che le aziende artigiane siano proprio avvantaggiate. Chiaramente bisogna essere disposti a tutto questo, quindi nel momento in cui l'artigiano si pone in questo modo, secondo me esce vincente, perché abbiamo proprio una struttura e delle caratteristiche personali e di attitudini che proprio ci possono portare nel futuro, perché il futuro ci sta chiedendo questo, ci sta chiedendo liquidità, ci sta chiedendo flessibilità, ci sta chiedendo apertura mentale, e sicuramente il piccolo che è troppo piccolo non ce la fa stare sul pezzo, ma un piccolo che si mette insieme ad altri piccoli o che insieme a un'associazione di categoria si fa guidare verso il futuro, io credo che ci siamo. Assolutamente credo che sia questa la scommessa, anche perché adesso lo capiremo meglio. Quando ho avuto l'occasione di confrontarmi con gli artigiani bellunesi qualche mese fa, l'istanza che tutti così manifestavano era proprio quella dell'importanza dell'unione, perché non concorrenziale, bensì di crescita. Quindi ricordo alcuni settori in cui individuavano l'esigenza fondamentale di essere protetti in qualche modo da un gruppo di persone che fa lo stesso lavoro, con uno scambio continuo di comunicazioni, di consigli per migliorare il lavoro sia della mia azienda ma anche dell'azienda prossima. Quindi questo desiderio era molto evidente, perché vi ho detto che ho conosciuto questi artigiani bellunesi. Caro Michele direttore, voi avete aderito a questo progetto insieme alla Camera di Commercio e avete dato modo di mostrare un po' il lavoro. Sì, abbiamo fatto questo progetto con la Camera di Commercio Treviso Belluno, che abbiamo chiamato The Artibus, un progetto che nasce proprio per cercare di valorizzare l'artigianato in un momento pandemico, di crisi pandemica, e quindi la necessità di arrivare a dare un messaggio, di comunicare il valore dell'artigianato, però in un momento in cui non è possibile incontrarsi, non è possibile fare dei workshop o delle fiere, e quindi abbiamo puntato sul digitale, creando dei video, affidandoci a un creativo di fama mondiale di nome Lele Marcassa, il quale ha perfettamente è riuscito a trasferire perfettamente il valore artigiano attraverso questi video che fanno vedere il lavoro di una decina di nostri artigiani soci di Confartigianato nelle più disparati settori, ma che trasmette in maniera forte, tanto che ci hanno chiesto di replicarlo, tanto per essere chiari, quindi ha avuto successo, forte il valore dell'artigianato del territorio bellunese, passando dalla sartoria alla palestra, alla panificazione, alla pasticceria, quindi al legno, quindi vedendo un po' tutto il nostro mondo. Quindi questo è il progetto, sta avendo successo. Sulla nostra pagina Facebook trovate i video, li potete condividere e apprezzare per la validità di questo progetto, insomma. A tal proposito, tra i vari artigiani che abbiamo conosciuto grazie a voi, ce n'è uno che insomma un po' rappresenta tutta l'associazione, perché forse è il primo iscritto o l'iscritto più longevo della Confartigianato Belluno, peraltro un sarto, un artigiano che ha avuto delle grandi opportunità professionali nel corso della sua esistenza, apprezzato in tutta Italia, e poi il famoso sarto dei vescovi e del Papa. Io direi a questo punto, se siete d'accordo, di mostrare questo breve contributo che ci racconta la storia di un artigiano bellunese iscritto negli anni 50 che ancora lavora e si chiama Luigi Fant. A voi regia. Da ragazzino papà mi faceva partecipare in sartoria, da ragazzino mamma e papà erano sarti, faceva partecipare in sartoria, lui aveva sartoria a scuola, aveva 13 ragazze e loro in sartoria, faceva partecipare ancora dopo le scuole, via professionali e così. E poi ho continuato questa professione. Tanti clienti da Belluno, dal prefetto al questore, sono tutti i vescovi, passati tutti per sartoria Fant.
aveva fatto un bel capo che presentava il Festival di Domondi di Spoleto. E questo presidente dell'Accademia, perché questo modello, anziché il solito modello da uomo che è troppo rigido, diciamo da donna che è un po' fantasioso, perché non si può? Ed allora ho fatto 10 congressi mondiali, ogni 2 anni del congresso mondiale, e sono andate fino all'ultimo, quello di Verona. Quello di Verona, l'ultimo congresso ho tenuto a Verona. Il Confartigianato è scritto nel 55, che tanta di tessera là. E dopo sono rimasto fedelissimo, passione e vocazione. Vocazione, non posso contare le ore, mi sto terminando quelle tasche non posso dire le 12 devo chiudere, no, devo finire il lavoro. Ho fatto anche 2 notti intere in sartoria, non neanche a credere questo, 2 notti intere a quell'epoca. Perché domandavano l'abito per Natale. Natale era il momento degli sposi e era la festa di Natale, vuole l'abito nuovo per il giorno di Natale. Perdere il cliente no, e si lavorava anche notte, ho fatto 2 notti per essere puntuale con il cliente. Questo è quel capo che vedete su, che mandava, questo con tutti i spacchi, vedete? Più volte mi partivo per prendere l'abito in prova. Da Roma mi mandavano le misure, tagliavo l'abito, ma se erano capi impegnativi, andavo a Roma col capo così, metto in valise questo qua, in canevina. Andavo a provare la modella a Roma. Ecco una cosa, abitando in un paese, nella grande città, noi altri dovevamo importarsi, andare a Roma a provare il capo. Andavo via un giorno, all'epoca che era il treno Calalzo-Roma, partivo la sera, alle 9 mattina, alle 7 mattina ero a Roma, alle 9 appuntamento in accademia per provare l'abito con la modella a mezzodì mangiavo un boccone e tornavo a casa. Questo è un po' la mia storia, insomma, questa è... Questa è la storia di Luigi Fant, forse il più longevo tra gli artigiani della provincia di Belluno, ancora con questo spirito antico ma proiettato verso le nuove generazioni. E abbiamo visto anche la presidente presa in quel momento quasi contro la tua volontà, sei diventata presidente modella di Fant in quella giornata. È stato divertente, poi veramente lui mi piace un sacco perché ha questo modo, questa passione che riesce proprio a trasmettere, secondo me anche in questo video veramente traspare tutto quello che è il suo mondo e il suo lavoro e la sua vita, perché di fatto la sua vita è coincisa col suo lavoro, no? E ci sono dei valori che lui in quel video lì ha trasmesso con molta chiarezza e io spero che sia davvero un input anche per i giovani che al di là di quello che poi faranno nella vita, il mestiere, ma la passione, ecco, come base fondamentale per l'approccio a qualsiasi cosa si faccia nella vita. E io credo, ecco, che il valore del lavoro artigiano sia proprio questo, e quindi auspico che davvero nel futuro ci sia un avvicinamento anche da parte del mondo dei giovani all'artigianato, perché riesci con le tue mani a trasferire quello che hai dentro. E non è una cosa da poco. Credo veramente che poi il lato artistico e il lato artigianale siano sempre lì vicini, e quindi è veramente un modo per comunicare se stessi e per mostrare la propria anima al mondo, e credo che sia veramente un vantaggio non da poco. Questo ci dimostra come l'associazione protegga e preservi
le tante imprese, seppur piccole, ma che sono anima dell'economia di una terra complicata molte volte quando si parla di terre montane, perché è fatta di valli, di logistica un po' più complessa rispetto alle grandi città di pianura. Però Michele, insomma, Confartigianato, dicevi, ha dei numeri importanti, di iscritti sono tanti, molti non sono iscritti o lo saranno, ma come si diventa associato di Confartigianato? Beh, allora noi li aspettiamo a braccia aperte, noi ne abbiamo circa 3.000 soci attualmente, appunto di vari settori come ti dicevo, e siamo aperti naturalmente ai vari artigiani che vogliono associarsi. Abbiamo una sede storica in Piazzale della Resistenza a Belluno, abbiamo una sede qui vicino a Pieve di Cadore, abbiamo una sede a Feltre come sedi principali e poi abbiamo dei recapiti sul territorio, perché appunto essendo vasto abbiamo poi anche recapiti in altri paesi. Facciamo una miriade di servizi che hanno sempre l'obiettivo di accompagnare e di sostenere le imprese, soprattutto in questo momento di difficoltà economica, per cui i nostri servizi vanno dal patronato ai servizi legali, ai servizi assicurativi, ai corsi di formazione, una miriade, alla bilateralità dell'artigianato, per cui facciamo molti progetti con EBAV, con San in Veneto. Ne abbiamo veramente tanti, sulla digitalizzazione anche ultimamente, come parlavamo prima. Ci tengo a sottolineare una cosa: più che mai nel nostro territorio, se chiude un'attività cosiddetta fra virgolette di vicinato in un paesino, vuol dire spopolamento. Per evitare lo spopolamento bisogna sostenere l'artigianato. Questo è un concetto fondamentale su cui noi battiamo molto. Quindi salvare la bottega artigiana nel paesino vuol dire anche salvare il paesino. Per questo invitiamo sempre, come sai bene, a comprare artigiano, a sostenere le imprese artigiane, a associarsi a Confartigianato, insieme aggregarsi per sostenere l'artigianalità del territorio. Poi un'altra cosa, un'altra evocazione che ho avuto oggi in queste ore di macchina, ascoltando proprio il Premier, che parlava molto dell'importanza di genere nel mondo del lavoro, perché l'Europa un po' ce lo impone, l'Italia è un po' indietro, nel senso che le figure maschili sono ancora preminenti, anche a livello salariale c'è una differenza, un gap che va assolutamente colmato. Però insomma il presidente di Confartigianato Belluno ci dimostra che una donna giovane può ricoprire un ruolo di responsabilità e mettere insieme 3.000 aziende, quindi questo è quasi la tua presenza è quasi come dire, elemento di visione per il futuro del nostro paese, quindi tu rappresenti tantissimi uomini, perché molti artigiani sono ancora uomini, però ce la fai. Sì, direi che insomma qualche volta insomma ci sono degli aneddoti anche abbastanza divertenti insomma sulla mia credibilità, magari così a primo impatto poco nessuno ci credeva all'inizio, no? Che potessi essere io la presidente di tutti. In realtà credo che ecco la chiave sia proprio quella di arrivare al punto in cui si capisce che il valore della squadra, che è fatta di persone di età diverse, di generi diversi, sia poi questa la chiave vincente, per cui nel momento in cui si arriverà a questo punto dove le donne non avranno più bisogno delle quote rosa e nello stesso tempo gli uomini, ci sarà anche un momento in cui, anzi forse c'è già, in cui gli uomini stanno cercando di correre e lottare perché le donne insomma sono parecchio agguerrite in questo momento, no? E quindi credo che quando ci sarà un equilibrio vero e in cui si capirà che proprio davvero tutti abbiamo per caratteristiche personali, risorse e anche per caratteristiche diverse di genere piuttosto che di esperienza legate all'età, io credo che a quel punto sarà veramente un momento in cui potremo fare progetti virtuosi e spinti sul futuro, perché avremo capito proprio che il valore della squadra è l'eterogeneità in fondo. E questo è importantissimo, mi piace chiudere con questo messaggio, quindi di vicinanza a chi lavora in questo momento di grande difficoltà che non finirà assolutamente entro un mese o 2 mesi, ma i problemi seminati dalla pandemia purtroppo andrà risolti in maniera insomma non velocissima. Credo che ci sarà molto da fare per rimettere in piedi l'economia del Veneto, dell'Italia, sconfiggendo in primis proprio quello che è il grande problema legato al mondo, legato appunto alla pandemia e quindi all'emergenza sanitaria, che deve essere risolta
prima fra tutte le cose. Il messaggio è quello che una giovane donna imprenditrice che lavora, perché oggi in realtà stiamo solo chiacchierando, ma c'è un'azienda da mandare avanti, c'è il contatto con le imprese da seguire per migliorare questo comparto in una terra, appunto dicevamo, non facilissima, quella bellunese, ed è bello che questo sia in qualche maniera sovrinteso, che sia tutelato, che sia portato avanti da una donna che ha voglia di fare per se stessa, ma per tutte le imprese del bellunese. E poi insomma un uomo ci vuole sempre da qualche parte, non è che possiamo sparire improvvisamente. Michele ha un'esperienza di studio molto importante legata alla giurisprudenza, poi la vita ti ha permesso di fare molte cose e sei arrivato a dirigere questa macchina complessa, ma credo che porti anche grandi soddisfazioni, che si chiama Confartigianato Belluno. Quindi una parola, una battuta finale la chiedo a Michele, che ringrazio di essere stato con noi a Casa Veneto. E come hai ben detto, a condurre con grande orgoglio un'associazione storica come la Confartigianato di Belluno, e con la voglia di portarlo su livelli ancora migliori, e naturalmente con l'aiuto di tutti gli artigiani, perché appunto solo facendo squadra, come abbiamo detto, possiamo ottenere dei risultati, ma stiamo facendo un gran lavoro e che vediamo anche dei risultati. Grazie per l'invito. Grazie a te direttore, io ringrazio Claudia, presidente di Confartigianato Belluno, che è l'anima del lavoro in queste valli, in queste terre montane, che poi sono incorniciate dal patrimonio mondiale dell'umanità che sono le Dolomiti. Claudia, sei una battuta finale, io ti ringrazio per la tua presenza qui in Casa Veneto. Grazie a te Daniele, ecco, credo che ognuno in questo momento debba sentirsi responsabile del futuro di tutti, ognuno di noi ha qualcosa da dare, risorse da dare, e di conseguenza davvero l'unione farà la forza. Sentiamoci però tutti parte attiva di questo cambiamento e del futuro che ci sarà. Bene, noi da Casa Veneto chiudiamo per il momento. Oggi avremo anche un altro illustre ospite più legato proprio ai campionati del mondo che si stanno svolgendo qui a Cortina. Avremo Cristian Ghedina, che ci racconterà un po' la sua carriera, il percorso che l'ha portato a diventare un grande campione di sci, e soprattutto ci racconterà la sua città, che è Cortina d'Ampezzo. Da Lele Marcassa è tutto, grazie a Michele, grazie a Claudia. Per un po' facciamo una pausa, ma Casa Veneto è pronta a riaprire fra poco con lo sport, con i mondiali, con Cortina 2020-21. A fra poco, grazie a tutti, ciao.